Buongiorno Italia, mannaggia che come mi sono appena alzato, ma proprio appena alzato, con il solo potere del pensiero ho comandato i nervi e gli ho detto di muovere il corpo e loro lo hanno fatto, e quindi poi il corpo si è mosso, si è alzato a letto e adesso è qua che guida il camper, cioè un triplice comando, è incredibile. E adesso partiamo per la montagna. Allora prima andiamo nel posto zingaro di Sassi, un posto segreto, e dopo forse spero che andiamo in montagna. Mi hanno illuso che andiamo in montagna, portatemi in montagna, tramonti di sotto. Ai 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 ai, che comataus, che comataus. Ai 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 ai. E adesso sto andando a prendere le scatolette per il cane pericoloso, perché gli porto una gallina in frigo, vero cane? E però anche le scatolette che in camper sono comode. Qua c'è il trattore, meglio mi si scalda l'engine. Ah che bello, strada tutta libera, sono tutti dietro. Ciao collega! Non ha salutato, maleducato. Mi sono fermato un attimo a prendere due giocattoli, dai, ci voleva. Allora guarda, giocattolo numero 1, luce di cortesia LED, tac e tac. Giocattolo numero 2, questa ricarica USB era la più potente che c'era, l'ho lasciata intanto fuori per non farla consumare per niente, basta spingerla, ecco, e guarda, è il LED blu, bella, con due prese USB, per caricare la roba anche, invece di accendere l'inverter, se devo caricare, non so, un telefonino, una cazzata, uso questa, no? Bene, prima carovana di amici zingari l'abbiamo cattata su, adesso non so se ci troviamo con gli altri nei sassi. Beh sì, credo che ci troviamo nei sassi, magari andiamo in montagna domani mattina, credo, spero. Andare in montagna? Beh adesso no, è tardi, saranno tipo le 3 del pomeriggio, perdi tutto, non ha senso. Guarda che ho troppa potenza che non gli vado in culo. Camper, tranquillo, tranquillo, tranquillo bello, tranquillo. So che fai, buono. Digli amico. Cosa guardi te? Dimmi, raccontami cane. Guardi sti sui bau per strada, ma no, c'è il vecchio che scopa le foglie invisibili, perché sono mica foglie per terra, che cazzo scopa? Guarda, però noi è buoni a star fermi, guarda che robe, sti vecchi. Ah, buona notizia per molti camperisti che non lo sanno, il discorso dei cartelli sottopasso 3 metri eccetera eccetera. Allora un caro amico che è istruttore di scuola guida mi ha spiegato, mi ha fatto anche leggere tutto quanto. Praticamente quando tu trovi un sottopasso che c'è scritto altezza 3 metri, non si intende l'altezza del sottopasso, ma l'altezza massima che può avere il tuo veicolo per passarci sotto senza problemi. Se sei sicuro che il tuo veicolo è alto 3 metri o 2 metri,99, vai sotto un cavalcavia che c'è scritto 3 metri, gli lasci il tetto, te lo fai ripagare nuovo dal comune, e comunque è una cosa praticamente impossibile. Se c'è scritto 3 metri vuol dire che se hai il veicolo alto 3 metri ci passi tranquillo. Quindi ricordarsi, non è il ponte che è alto 3 metri il sottopasso, ma è proprio l'altezza massima consentita del veicolo. Buona cosa, perché avevo sempre il terrore, il mio è 2,80 m, no? E vedevo ogni tanto sti sottopassi da 3 metri, dicevo boh, ci passo, non ci passo, e alla fine vedi, adesso posso andare tranquillo che se leggo 3 metri vado via con un sitone. Allora Pula, saluta, aspetta che saluta Pula. Ciao signora da Pula. No, sì, ho cintura a quei e braghe. No, se devo andare in Sassi, che magari troviamo il coso là, il killer Igor, quelle qua che si sconde in zona 4, io. Eh sì, e va là in mezzo al selvaggio, perché là non lo vede, tu capito? Quindi in Italia, e gli buoni anche, ma che taglia, ma vai, gli buoni anche date a multa se te lo trova, che taglia. È vero che c'aveva il pistone e il fucile, buono,
magari l'anche 2 o 3 skate scassemo se fai benzina con quelli, no? Vabbè, 20 euro, 30 euro, ma che taglia, taglia, ma sì, sì, ma... ecco, poi dai, viene bello squatto, visto che roba, ma sì, la sacca là, tanto lì sassi non farà mia, i corvi immagino, no? Come i fei tibetani, ti vedi, sì sì, dai, quanto manca ad arrivare che voglia del caffè? Sì, come tempo, mezz'ora, 10 minuti, un'ora, non mi ricordo, non ti sa niente, no caffè, vabbè ora fume, non mi portai su brutte strade, vivo il caffè, ma tu mi stai trovando per il caffè. Buon, oro, tanto. Mi hai preso la zecca anche te, bisogna fermarsi a togliere, porca troia, quante zecche quest'anno, zecche ovunque, puttana merda. Dove siamo Annie? Siamo tipo nella savana, nel nulla, Ti piace? Porco cane. Anche togliere la zecca quando ci fermiamo, che due coglioni, queste zecche, hanno rotto i coglioni, dai, Ecco, parcheggiamo qua. Vento, vento, sorpassa il vento. Ho vinto la Valeria. Fitta ragione cazzo. Gira. Subito, subito. Cassen. Cassen. Ma ha fatto. Ah cazzo da qua. Fanculen. Mio, 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 mio! Cazzo figate! Perché ha fatto sta roba? Sti stronzi! Valeria andare in stage! Ma mi no, mi su piccagon! Mie vertigini! Vai là! Aspetta perché si viene me qua. Che ha fatto? Tu per te se te casca e manco ti riprende così ride tanto. No, ti come un piede sotto che altro, no? Sì. No? Come no? Aspetta.
parte che te si bassa. Bassa. No, bassa di altezza. No, ma non te casca neanche. Occhio, le ultime parole famose. Guarda che bel qua. Guarda Valeria. Valeria. No, ci fa storta. Cazzo, forse qua. Sì. Gira, 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 gira! Vai, 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 vai! Buon, vamos a prender leña. Faccio un cane. Né altri ne ha messa a Ciorlegna, allora va a funfettare in mezzo ai boschi. Vai cane! Vieni la droga, fin qua se vedi. Mi sono. Sì, ok. Allora, non... Chiama col ciccio. Guarda se mezzo cieco, già visto, mi portai i legnetti del cazzo. Ma va che le sappiamo. Mi portai un cazzo, mi portai. Ah, buongiorno, buongiorno. Ora ti faccio vedere dove siamo, guarda. Andiamo su in the scalette. 1, 2, 3. Io mi sono svegliato. Ta-na-na-na-na. Con sta roba qua. E adesso il sole è più alto. Aspetta che ti apro. Ecco. Ah, sono qua. Ai ai ai. Quanto bene stavo a letto però. Porca miseria. Oh, e il panorama dei piedini, ecco qua, così, tutto così. Ah, guarda dove ho messo i libri, come li ho messi, hai visto? Che devo finire di farti vedere. Qua e qua ci andrà una specie di recinto di legno, così stanno tutti là. E il materasso sta schiacciato su per il cazzo, là, per il coso. Oh, adesso sto qua, ridormo qua.
Andiamo giù. Ho lavato i piatti, adesso devo lavare myself. Ah, questa è la ciabatta della camera da letto, vedi? 1, 2, 3, 4 prese, altre 2 sono qua, il bottoncino per accenderla e spegnerla e 2 USB, che questa la stacco. E questa è la lampadina LED nuova, adesso vabbè si vedrà poco perché c'è un bel sole oggi. Dai via, andiamo in montagna. Torniamo a tramonti. Aspetta che non mi occupo. Aspetta. Eccoci.